Brrr, che freddo! L'ondata di maltempo che da giorni sta flagellando il Veneto ha portato la colonnina di mercurio a scendere fino a 20 gradi sotto lo zero sull'altopiano. Lo certificano le apparecchiature dell'Agenzia regionale per l'ambiente, che hanno segnalato scorci d'Antartide in Dolina Campo Moluzzo e in Marcesina. Non scherzano neppure il Verena e il Grappa, e anche ad Asiago i piumoni sono tornati di prepotenza fuori dagli armadi. La neve è ormai una presenza fissa sui rilievi del Bassanese e pare che rimarrà al suo posto almeno per qualche altro giorno. Abbiamo chiesto agli esperti del centro Meteo ARPAV di Teolo a cosa sia dovuta questa situazione. Beh, è dovuto al fatto che è arrivata una perturbazione di origine artica che ha portato quindi una massa d'aria fredda, oltre che instabile, con correnti fredde che tra l'altro una volta che si sono così un po' attenuate sui nostri versanti, con l'aria che si calma di notte, il cielo che si rasserena, le nottate sono più fredde. E ora cosa dobbiamo aspettarci dal meteo? Adesso le temperature si stanno riprendendo, però non così tanto, nel senso che siamo ancora sotto la norma.